Questa mattina ad Arborea sono arrivati in centinaia da tutta l'isola per opporsi al progetto Eleonora della Saras, una contromanifestazione che si è svolta quasi in concomitanza con l'assemblea pubblica indetta proprio dall'azienda della famiglia Moratti per presentare il piano. Vediamo com'è andata. Ci troviamo ad Arborea nella piazza Maria Ausiliatrice, alle mie spalle centinaia di persone, tutte qua ad accogliere l'appello dei cittadini di Arborea, degli amministratori locali che non vogliono che la Saras dia avvio alle trivellazioni per la ricerca di giacimenti del gas. La marcia della terra che sta andando di scena oggi qua ad Arborea è stata una vostra idea, partita da Progress e poi tantissime adesioni, centinaia le adesioni da tutta l'isola. Sì, tantissime adesioni, tanta partecipazione. Questa marcia in realtà inizia oggi e la porteremo ovunque ci sia bisogno di ribadire il concetto che nessuno può decidere delle nostre risorse, del nostro futuro, senza prima aver fatto conto col popolo sardo. Il gran giorno è arrivato, contromanifestazione di tutta la cittadinanza di Arborea, di amministratori locali, comitati civici per dire no alla Saras che oggi si trova proprio qua ad Arborea. Sì, la Saras si trova a qualche chilometro da qua, noi abbiamo invitato tutta la cittadinanza a non partecipare, ma con noi non c'è soltanto la cittadinanza di Arborea, c'è la cittadinanza di Terralba, di Orgosolo, di Desulo, di tutti i paesi della Sardegna che sono venuti qui in piazza da Arborea, ognuno dei quali ha portato questo sacchetto di terra con su scritto "questa terra è la mia terra". Questo vuol dire rivendicare il nostro diritto di decidere l'utilizzo delle nostre risorse e il diritto di costruire il nostro futuro. Tanti sindaci del territorio presenti qua oggi ad Arborea, lei è il sindaco di Marrubiu, il 4 ci sarà un incontro con la Saras, un incontro che lei comunque vuole boicottare. Io reputo la Saras in questo momento disattenta, quantomeno per utilizzare un eufemismo, alle esigenze di un territorio, oltre che quello del Terralbese, in quel caso specifico di Marrubiu. Non si può arrivare a fare un'assemblea cosiddetta, tra virgolette, popolare e non invitare l'organo rappresentativo della comunità, il sindaco. È un atto, secondo me, l'ho già detto altre volte, di maleducazione istituzionale, quindi all'assemblea non sarò presente. E invece è presente oggi qua. Sono presenti oggi qua perché già dall'aprile scorso ho capito le motivazioni di Arborea e di tutto il territorio. Il sistema Arborea non va scardinato, è un atto scellerato pensare che si possa trivellare questa zona.